Delusione nel patriarcato veneziano, dove non è giunta, come ci si attendeva, la nomina a cardinale del patriarca Francesco Moraglia. Un passo indietro per una sede di tradizione cardinalizia come quella veneziana. Del resto le scelte di Papa Francesco sono apparse in linea con gli annunci del nuovo pontefice sul cambiamento che avrebbe imposto alla Chiesa. Sogno una chiesa povera per i poveri, ha detto, e forse per questo ha preferito rompere con la tradizione, e a Moraglia e al vescovo di Torino Nosiglia, a capo di 2 diocesi storiche, Bergoglio ha preferito l'arcivescovo di Perugia Gualtiero Bassetti, che si muove senza scorta e auto blu e che forse sarà il prossimo presidente della CEI. Va detto che anche Francesco Moraglia, di origini liguri, è piuttosto morigerato, ha imposto alla chiesa veneziana una politica sobria. Quando è sbarcato in laguna, a chi gli ha chiesto come doveva essere arredato il suo appartamento ha risposto: andate all'Ikea. Ma tant'è. Bergoglio voleva dare un segno, per cui ha scelto soltanto 5 prelati italiani, di cui 4 veneti, e tutti gli altri sono vescovi di frontiera che operano in zone difficili come il Mindanao nelle Filippine, dove è in corso un conflitto decennale, o come Haiti, l'isola più povera dell'area latinoamericana. Va detto che il Veneto non si deve però lamentare. Tra i 16 cardinali nominati, Veneto è Pietro Parolin, ora segretario di Stato, e poi Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, che è nato a Pieve di Soligo, poi Riccardo Ezzati Andrello, del 2010 arcivescovo di Santiago del Cile, è nato a Campiglia dei Berici a Vicenza, e poi Loris Capovilla, il decano, ha 98 anni ed è stato segretario di Papa Roncalli. Più di tutti è stato vicino al Papa del Sorriso, da quando era patriarca di Venezia fino alla sua morte a Roma, dopo un pontificato in Vaticano lungo 5 anni, rimasto nella storia. Capovilla è nato a Pontelongo, in provincia di Padova, ma ha scelto di risiedere a Bergamo accanto alla casa museo di Papa Roncalli. Non parteciperà però alla nomina dei futuri papi, avendo superato gli 80 anni di età.